Stiamo preparando una delibera per dare più forza al sindaco nella possibilità di attivare quello che è l'ordinanza sindacale di chiusura anticipata dei locali dove ci sono le zone più difficili a Venezia, dove si creano problemi sia di ordine pubblico che appunto spaccio, insomma ci sono zone di Venezia e Mestre che dobbiamo intervenire in maniera molto forte e ferma. Una di queste è l'area di Campo Santa Margherita a Venezia, dove, secondo quanto raccontano molti esercenti, la situazione continua a essere invivibile, al punto tale che dopo una certa ora diventa quasi pericoloso muoversi da soli. Sicuramente negozi tipo ortofrutta o cose del genere aperte alle 5 del mattino non servono sicuramente ai cittadini, ma servono a spacciatori ed altre persone per fare assembramenti e rimanere insomma, a delinquere nel nostro territorio. Questa delibera, volta dunque ad anticipare gli orari di chiusura di quei locali definiti a rischio, è stata accolta bene da molti esercenti, meno favorevolmente da altri. Ci sono delle attività che si stanno comportando in maniera corretta con un'autoregolamentazione della chiusura anticipata e anche certi locali come a Santa Margherita che hanno il loro personale che sorveglia all'interno del locale se ci sono situazioni difficili e altri locali invece che un po' insomma, lasciano le cose che vadano così e quindi noi dobbiamo fare in modo che le persone che si comportano bene vengano premiate, le persone che non rispettano diciamo, l'aspetto anche sociale della gente che ha diritto anche a stare tranquilla, queste devono essere colpite.